possibile. Campo rom che si allarga sempre di più, e questo è il famoso Renato che ti ho lessi spesso, che fa il furbo, e si è messo l'immagine profilo, no? Che pare più avanti con gli anni, sei un giovanotto, guarda che lavori. E Michele ci ha tirato il pacco. Michele adesso si è invaghito della spiaggia, quella di Caballarin, e le là praticamente 5 giorni su 7, vero Michele? Brutto e cattivo. E vedi, Singano non si ricorda mai i nomi. Mister! Perdonami, ma te sa che io non mi ricordo i nomi, come che te tezza mea? Mario, è vero, come Mario, Mario è come Mario, no? Mario è venuto a fare la cappatina a salutarci in moto, adesso ci saluta e va avanti. E ci ha detto, si può esserti utile a te, no? Che noi parlavamo spesso, il passo rest, che c'è quella galleria, non ci passi in camper, tranquillo, la strada è molto stretta, dice anche lui, io da tanti anni che non la faccio, però si fa, insomma, dai, te che passi, oro. Ciao, buon giro! Ciao! Sì, allora, tantissimi tu non sono venuti per il discorso del clima, che dicevano piove, eccetera, eccetera. Però come puoi vedere c'è un sole fantastico, anche tu che non sei venuto potevi venire, guarda che figata di giornata. E che è ancora sabato, perché il bello è previsto domenica. E per la rubrica dell'usato e le puntine al mondo, aspetta che non mi venga addosso, aspetta mi sposto. Abbiamo il camper del Renato, finalmente, vediamo il camper del Renato. Oh, guarda qua, guarda cosa ti dice Singano, guarda, occhio. Apri il garage, butti la bici là, ok, lui gli ha attaccato il portabici. Io dicevo di fare una roba ancora più spartana, tipo quel braccetto del portabici, e farlo su misura, anche di qua con delle staffe di legno o qualcosa, su misura della tua mountain bike e la tua bici, in modo che la carichi a caso, senza legarla, e chiudendo il portellone, questo discorso te l'ho già fatto. Sarebbe ideale fare anche una guida sul pavimento comunque. Anche sì. Per rimanere più ferma. Esatto. Bici. E resta incastrata poi col portellone, no? Però guarda che roba, vede il garage, va la roba che ha lui, guarda. Cioè tutta roba che rompi i coglioni dopo dentro in camper, cioè rompi i coglioni, te la metti nei sottopanca, io tutta sta roba. Però vedi qua, chiavi, ho tutto quello che mi serve per riparare qualsiasi cosa. Ma guarda, c'ha la corda qua a portata di mano, tutto a portata di mano, vedi? Le taniche, vedi, che vuol dire veramente tantissimo il garage in un camper. Io non concepisco i camper come il mio che sono senza garage. Cioè anche te, se devi trovarti un usato, valuta veramente sta roba, cioè è importantissimo il garage. Io qua ci carico lo scooter di solito. Cazzo, ma il gommone, cioè il gommone sporco, esci dalla spiaggia, bagnato con la sabbia, lo sgonfi, lo butti là, anzi non so neanche sgonfiarlo, no. Lo spazio che te hai, insomma, voglio dire. Quindi biciclette, mangiare dei cani che d'estate puzza, anche se lo chiudi bene. I generatori, tutte quelle robe là, tutto qua alla grande, dopo dentro stai tranquillo. Se cambierò camper lo chiamerò comunque un attimo con il garage. Porca miseria. Ti faccio vedere l'interno. Adesso esatto, guardiamo. Noi le puntine del mondo, sempre prima il garage dei camper, dopo tutto il resto. Cioè dopo le cose di secondaria. Aspetta che sono cadute delle importanza. cose, aspetta un attimo. Ti ricordi che c'era quel ragazzo che è venuto anche sul delta del Po? Secondo me, difatti mi pareva di ricordarlo sto camper, secondo me il suo, hai letto in coda, vero? Sì, secondo me è il suo. Cioè non il suo che Renato gliel'ha inculato, ma il suo nel senso che è lo stesso modello. Puoi entrare. Permesso. Allora Renato adesso ci fa montare sul suo Rimor Siler 648 TC. Allora, questo camper ha una lunghezza di... compresa la motrice 733 fa. Ok, cilindrata, cavalli... 2525 cavalli, turbo diesel. Ok, che sono le cosette... Ciao ragazzi, quelli del camper enorme! 355! Sul serio, io era quella? Viva le puntine del mondo! Ho ripassato prima di venire. Adesso arrivo da altri. È grande, Porca, velo dentro? Devo aspettare. Ciao Fufo! Caro signor. Sì. Cosa che Singano apprezza sempre, dice sempre di tutti i camper, il gradino integrato, come ho già detto negli altri video degli altri camper, che Renato e gli altri devono ancora vederli perché ovviamente è roba tipo di 2 mesi fa. È una cosa abbastanza importante per chi usa spesso il camper, perché tira fuori lo scalino, dimentica lo scalino, eccetera eccetera. Cioè qua basta apri la porta, tac, entri. Altra cosa, aspetta che non mi dimentico, importante, tu sai che comunque quando tiri fuori lo scalino fai campeggio. Certo. Quindi se trovi posti dove ti rompono le balle, e fidati che ce ne sono, sei in multa solo per il gradino. Quindi anche questa è una cosa importante se devi sceglierti il camper. Cioè ti fermi, vai in spiaggia e sempre il gradino pronto, tac, permesso. Allora, guarda qua, come disposizione, diciamo abbiamo la classica letto in coda,
questo anche, vedi, lui ha anche la bottolina per andare dentro, cosa che apprezzo tantissimo. Cosa che non tutti hanno, le pedaline per arrampicarsi su nel letto, altrimenti gli altri, hai visto, o hanno la scaletta estraibile oppure la scaletta che li attacchi lì, quindi è abbastanza curato bene come dettagli. Poi vedi anche le mensolette, so che a te sembrano sempre cacchiate, ma in realtà sono tutti quei dettagli che poi ti fanno la differenza nel lungo utilizzo. Porca miseria, cosa ho visto? Guarda, Cocano sei a 2 metri di oblò, guarda che roba, porca miseria. Ah, frigo grande all'entrata, guarda che roba, col congelatore separato. Meno 24, come no, meno 20? Meno 2,4. 2,4. Mi pareva strano, porca miseria. E tu viaggi a gas, a corrente? A gas. Sempre a gas, sempre come a gas. Singano. Sarebbe, diciamo, pericolosetto. Ma io ho il caso... Motion su, quindi Chissà la se ricetta si Singano blocca. Perfetto. Quindi insomma, poi non si è capito se in corsa forse conviene per un discorso di refrigeramento. Allora, io ho provato tante volte, 12 volte, si scioglie tutto. Il ghiaccio si scioglie. Cioè, il motore ti tira indietro in una maniera pazzesca. È vero che ho 80 mussi, no, cavalli, però il motore tira indietro in una maniera pazzesca. La gente dice che non è vero che fa mantenimento, ma raffredda come il 220, ma anch'io sta impressione che non raffredda a 12 volte. Io anche a 220 comunque non raffredda come a gas. Non c'è, io ho provato tante volte. Ne ho anche uno della Dometic, quelli portatili, perché è trivalente. Anche quello a corrente fa 4 gradi, a gas fa 0. No, ma invece a gas va da Dio, però a corrente va meglio col 220 del gas. Ma sì. Poi adesso lascia stare il casino perché... No, vabbè, quel classico, tu ti lascia stare il casino, vuol dire una cesta roba pusata in a e questo è il casino, insomma, hanno un concetto del casino. Qua c'è il Webasto, il famoso Webasto. Te che ha montato il Webasto? Sì, quello cinese però. Ecco, un'altra cosa che poi mi chiedono, di serie questo ha comunque la stufa a gas? La truma a gas, sì. Ok. Sotto. È lì sotto. Sì, no, guarda che è identico al camper dell'altro che non mi ricordo mai il nome, mi bestemmierà dietro, doccia separata ovviamente, sì dai è lui, sì, qui aveva il boiler e la stufa. Ovviamente sai che nei camper tra virgolette moderni la stufa funziona con l'impianto di ventilazione forzato, ossia devi per forza usare le ventole anche se la usi a gas, hai capito? Mentre nei camper vecchi tipo quello di Singano sono opzionali, puoi scegliere, quindi hai insomma un consumo. Tieni conto, se fai una scelta di un camper del genere è consigliato veramente avere i pannelli, tipo lui ha la stufa con le ventole, ha il Webasto, è il Cinesasto o l'originale? È il Cinesasto. Che questi, sentiamo, visto che parlano tanto di sto Cinesasto, te da quant'è che ce l'hai? Questo è il terzo anno. Terzo anno, quindi insomma possiamo avere un parere ben più che, come si dice, valido e testato. Secondo te opinioni, consumi, funzionalità? Allora, il consumo... Io prendo per esempio, ad esempio Budapest l'anno scorso. Budapest era meno 10. Arrivato in campeggio a Budapest con il cinebasto acceso, fermo 10 giorni. Quando siamo ripartiti, adesso ho detto giro la chiave, vedrò la lancetta, non si è neanche spostata. Ma la lancetta di cosa? Del gasolio? Del gasolio. Ah, ok. Perché è collegata nel serbatoio. Tu ce l'hai collegato direttamente. Sì, mentre altri ho sentito hanno il loro serbatoio. Anch'io ci avevamo preferito questa scelta, per sai, il gasolio è puzza, cioè è una cosa che... No, ma anche ogni volta riempire il serbatoietto, cioè diventa una rottura di balle. Poi a lungo andare magari arrivi a preferire la stufa a gas proprio anche solo per questo motivo. Questo scalda anche troppo, cioè messo al minimo qua dentro sono 24 gradi. Come corrente è un discorso un po' delicato e relativo, non si può dire quanto. Allora, sì, io ho misurato tante volte col tester. Allora, in partenza lui ti va subito a 10 ampere. Per un paio di minuti, poi quando, un paio di minuti poi quando comincia ad andare in temperatura allora si abbassa, va a 0,6-0,7 ampere. 0,6-0,7 è molto buono, tieni conto il computer. Questo consuma 0,3, cioè acceso. Sì. Il computer di Singano, quello nuovo, secondo me consuma circa sui 3 ampere per capirci, ecco. sotto inverter. 0,6-0,7, dipende da quanto lo tieni. Sì, no, tranquillamente, però comunque dotarsi di pannelli solari in ogni caso. Io ne ho uno, però non è che con tutto quello... Ma guarda cosa c'è attaccato qua. Cosa? Cioè guarda, Sky, c'è televisore di là, carica USB di là ne ho per tutto, per cui... Sai i suoi consumi? Cioè, quindi non dopo se uno gira, come si dice sempre, l'alternatore carica e quindi fa tutto. Se uno vuole farlo stanziale è lì che io è lì che vado a puntare dove volevo. Le tue esigenze sono diverse sinceramente. Sì, no, ma anche se uno va a farsi una vacanza, vuole stare al mare, trova la spiazzetta, dice qua ci sto 7 giorni, se uno non ha i pannelli, Devi fare una scelta di 2 pannelli che carichino molto bene e 2 batterie, se non hai l'accumulatore il pannello non ti serve a nulla. Quindi io ho fatto una scelta di
una batteria unica e un pannello. Questo falso terribile. Bisogna fare, scusa se ti ho interrotto, ma è un canale un po' così. Ma sì, è simpatico per quello. Ti stavo dicendo che comunque la scelta dei pannelli è strettamente correlata alle batterie, perché se non hai degli accumulatori i pannelli non servono a nulla. Io ho fatto la scelta di non avere batterie perché già ho peso, quindi ho scelto una batteria unica da 105 A e generalmente io non vado in libero perché vado comunque in campeggio o in area di sosta. Per cui, e se in quei rarissimi casi in cui vado in libero ho il generatore. Sì, quindi alla grande si vede anche lui col generatore. Infatti dopo proveremo per curiosità quello di Renato, prima il mio per 2-3 minuti, poi il suo per 2-3 minuti al minimo senza attaccarsi nulla, dopo vediamo se è il caso di attaccarsi qualcosa, e dopo tutti e due assieme in modo da vedere che casino che combinano se due camperisti accendono contemporaneamente i generatori. Ah sì, è il bollometro. Sì. Singano ce l'ha davanti, il vecchio proprietario l'aveva montato, lo trovi al Beps, se no una bolla normale, insomma, ecco. Sì, magari ne ho una qua, una davanti. Noi adesso andiamo a salutare gli amici nuovi, quindi da Renato è tutto. Ciao a tutti. Ciao belli!